Buonasera a tutti i telespettatori di Radio Adige TV, canale 640 del Digitale Terrestre. Siamo in diretta per la nuova puntata di Verona Live, speciale di domenica. Da domani, come ricordato dalla prima pagina del quotidiano Daily, che invieremo proprio tra qualche secondo, ma che corrisponde poi all'articolo presente anche in home page sul sito veronadaily.it, il Veneto ritorna in fascia arancio, quindi da domani, come annunciato negli scorsi giorni dal presidente Zaia, la nostra regione torna con nuove restrizioni. Nel frattempo il ministro Speranza, lo vedremo poi, ha lanciato un nuovo messaggio. Ma proseguiamo quindi con questa notizia, diciamo dopo le ultime passeggiate al lago, le passeggiate in montagna ma anche in città da parte dei veronesi non, dalle 5 di domani mattina, quindi al termine del coprifuoco che rimane, non ci si potrà più spostare dai propri comuni di residenza oltre che dalla propria regione, se non per comprovate necessità, lavoro, studio e salute. Ricordiamo alcune regole generali che possono essere sempre utili, che anche nella zona, diciamo, arancione, quindi da domani, rimane valido lo spostamento al di fuori del proprio comune entro i 30 km se è al di sotto dei 5.000 abitanti. Restano aperte con orari scaglionati e ingressi contingentati tutte le attività commerciali, bar e ristoranti. Chiusi, poi l'asporto sarà possibile comunque dalle 5 alle 22. Prima di parlare di questo e di molto altro con il nostro ospite di questa sera, vediamo cosa ha dichiarato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, che apre così sul sito dell'ANSA. Dice il ministro: entro l'estate vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Domani arriverà la circolare per l'ok al vaccino AstraZeneca per gli over 65, ma vediamo cosa dice proprio il ministro. Dice: pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni. Dal 1° aprile inizia il secondo trimestre in cui ci aspettiamo l'arrivo di oltre 50 milioni di dosi e puntiamo a raggiungere almeno della metà, diciamo, della popolazione. Tra queste dosi ci sarà anche il vaccino J&J, che è monodose, quindi alla fine del secondo trimestre dell'anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata, ed entro l'estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno, perché ricordiamo che è su base volontaria, potranno essere vaccinati. Questo ha annunciato il ministro appunto alla trasmissione Mezz'ora in più, condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. E parallelamente dal Viminale però arrivano le strette richieste ai prefetti. Qui una notizia sempre dell'ANSA, però di ieri sera, lanciata alle 21:41, in vigore il nuovo DPCM, quello di Draghi, il primo a firma del nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. E appunto, dicevo, il Viminale chiede più controlli nei confronti della Movida, e proprio in queste ore è circolato tra l'altro su WhatsApp un video che non vi possiamo mostrare, che è abbastanza attendibile, dove proprio in piazza Erbe 3 poliziotti hanno fermato presumibilmente un giovane perché stava fumando in piazza Erbe, appunto senza mascherina. Ricordiamo che, come vediamo da un altro articolo preso sempre da veronadaily.it, un articolo del 5 di marzo, quindi di venerdì, che diceva: da domani vietato fumare a Verona in alcune aree pubbliche. Sarà vietato fumare a Verona, quindi lo è stato per sabato e anche oggi domenica, chiaramente, alle fermate degli autobus, davanti alle scuole e dove ci siano altre persone entro i 3 metri di distanza. Il sindaco Federico Sborina spiega: contagi in aumento, è una misura preventiva. Anche questo chiaramente ha fatto parecchio discutere, perché insomma non molti, soprattutto i fumatori, sono favorevoli a questa restrizione, però se è necessaria ben venga. Ma veniamo all'ospite di questa domenica e diamo subito il benvenuto ad Alessandro Torluccio, direttore generale di Confesercenti Verona. Benvenuto, direttore. Grazie a voi, grazie per l'invito. Allora, perché l'abbiamo invitata? Perché proprio ieri, e poi ripresa anche oggi da Confesercenti Verona, la Confesercenti Nazionale ha pubblicato e divulgato a livello nazionale un dossier molto interessante che analizza, e lo vedremo poi punto per punto assieme al direttore Torluccio, un anno di pandemia. Che effetti ha avuto questo anno, quindi da marzo 2020 a marzo 2021, sulle attività ristorative, bar, ma anche sulle partite IVA e quant'altro. Questo è appunto l'articolo sempre
su veronadaily.it, Confesercenti in un anno persi 183 miliardi di PIL, ma non vado oltre perché chiaramente lo vedremo assieme al direttore. Comunque si parla di eccesso di pande burocrazie, pochi aiuti alle imprese e insomma via via lo analizzeremo. E qui insomma anche il commento sia di Alessandro Torluccio e Paolo Bissoli, che invece è il presidente di Confesercenti Verona. Allora, partiamo con ordine, direttore. Interessantissima questa analisi di Confesercenti che avete ripreso anche voi oggi. Insomma, si parla di bollettino di guerra. Sì, di fatto, nonostante i sacrifici che abbiamo messo in atto e le attenzioni per essere in regola, siamo passati comunque anche in queste zone, poi l'arancione, e ci mette una situazione che ci mette veramente in ginocchio le attività, non solo quelle che sono diciamo così oggi aperte o che potranno rimanere aperte, ma soprattutto quelle che poi rimarranno chiuse. Sì, dicevo, possiamo anche guardare questo primo grafico, lo presentavo prima, poc'anzi, lo ingrandisco anche per i telespettatori a casa, e questo, ripeto, è preso dal dossier proprio di Confesercenti Nazionale, che dice che da marzo 2020 a marzo 2021 sono stati bruciati 183 miliardi di PIL, quindi una flessione davvero importante. 104 durante la prima ondata marzo-giugno 2020 e 53, anzi in realtà 130, forse qui c'è un piccolo refuso, durante la seconda ondata novembre 2020 marzo 2021, quindi davvero una flessione molto molto importante. E una cosa che si evince anche da questa analisi è che sono crollati anche i consumi degli italiani, sono tornati al livello del 1997, direttore. Sì, siamo tornati indietro di 24 anni, 137 miliardi di consumi persi, di cui 36 sono dovuti all'assenza dei turisti. Pensiamo che il nostro paese principalmente vive anche di questo, e quindi non avere i turisti in questo anno, quindi marzo 2021, ci ha portato ad avere questo danno. Una filiera che colpisce le centinaia di migliaia di attività di questo settore. Per turismo noi intendiamo anche il bar, perché il bar effettua, pensiamo alla città di Verona, il servizio al turista che viene a fare la passeggiata, come il ristorante, come la guida turistica, l'NCC e infine l'hotel o il B&B o tutte quelle che sono le attività extra alberghiere ricettive. Quindi un danno veramente importante per l'Italia, anche per gli altri paesi europei, ma soprattutto per il nostro paese, perché viveva principalmente con questo comparto. E vediamo, mentre sta parlando, anche delle immagini di copertura della nostra città, purtroppo un po' svuotata diciamo di turisti, soprattutto a pesare di più chiaramente in questa crisi sia dicevamo alberghi e ristoranti, trasporti e poi anche consumi culturali e ricreativi, e anche il settore della moda. Ricordiamo insomma che tra i vostri associati ci sono anche gli esercenti che si occupano di vendita di abbigliamento e quant'altro, e lì la crisi si fa sentire purtroppo. Certamente, tenete conto che i dati prevedono 51.000 attività per quanto riguarda il settore ristorativo a chiusura nel 2021, e nel settore dell'abbigliamento 14.000, quasi 15.000 di queste attività. Nella fattispecie nel nostro territorio, cioè in Veneto, chiuderanno, se continueranno così i dati ad essere confermati, speriamo di no, quasi 4.000 attività nel settore dei pubblici esercizi e più di 1.000 attività nel settore moda, quindi il piccolo commercio al dettaglio di prossimità. Insomma, numeri davvero preoccupanti. Torniamo un attimo al dossier. Si parlava di turismo e di quel meno 183 miliardi di PIL. Confesercenti dice: attenzione, di questi 183 miliardi 36 sono attribuibili chiaramente a una mancata spesa turistica, quindi meno 17 durante la prima ondata, meno 19 durante la seconda ondata. E qui dicevamo, direttore, il turismo, la nostra città, pensiamo a quanti eventi si è persa in quest'anno, dai mercatini di Natale fino alle piazze dei sapori, che era un altro chiaramente fiore all'occhiello per Confesercenti, insomma. Sì, per tutto quello che poi è anche il comparto, pensiamo della Fondazione Arena, alle fiere dell'Ente Liri e delle fiere dell'Ente Fiera, quindi i fiere importanti, pensiamo a Vinitaly, Fiera Cavalli, pensiamo a tutto, diciamo, il comparto poi, diciamo prima, teatrale, e quindi dell'Ente Lirico, ma anche dei concerti, quindi questo muoveva nella nostra città centinaia di migliaia di persone. I dati della regione rilasciati
qualche decina di giorni fa parlano in modo molto chiaro e parlano di una perdita importantissima di presenze turistiche, ma questo poi comporta anche una ricaduta economica di quello che è il lasciato sul territorio, tant'è vero che ahimè incominciamo a vedere quello che noi dicevamo già un anno fa, prima dell'inizio della pandemia, perché eravamo già in una sorta di problema finanziario, incominciamo a vedere le prime serrande abbassate, quelle serrande che però per ora non si rialzeranno, quindi sono serrande di attività cessate, attività che prima di ripartire hanno bisogno di conferme, attività che hanno bisogno di ristori importanti, ristori che non possono più essere aspettati, attesi, perché la media dei ristori raggiunti fino ad oggi per attività è di circa 3.000 euro, ma siamo fermi all'ultimo ristoro di settembre dell'anno scorso, quindi le attività sono veramente in difficoltà e gli stessi imprenditori si stanno chiedendo cosa farò, cosa succederà per me, ma soprattutto per i miei collaboratori, perché ricordiamo che dietro ogni partita IVA c'è un imprenditore, ma ci sono anche i collaboratori che sono poi la macchina operativa dell'impresa stessa e molte volte, soprattutto nelle piccole attività, sono famiglie e quindi è difficile dire a un proprio dipendente devo lasciarti a casa. Ecco, su questo poi c'è il problema del DPCM che non ha ancora confermato i mancati licenziamenti, quindi c'è tutto un problema sul blocco licenziamenti, il blocco affitti. Speriamo che il governo dia presto delle risposte chiare e soprattutto programmate, perché l'importante è programmare. Non possiamo più attendere la telefonata del giorno prima che informa che domani si chiude o domani non è possibile lavorare. Guardiamo anche il post di un vostro associato, Luca Barca, che ha un ristorante a Verona e che proprio un'ora fa, siamo in diretta, ha pubblicato questo post con tanto di foto di lui con i suoi collaboratori, dipendenti, e dice: cari amiche, cari amici, nemmeno immaginate quante volte in questi mesi è rimasto solo nel locale chiuso, scritto e riscritto 1000 pensieri che poi ho preferito cestinare. Oggi però sento il bisogno di sfogarmi, anche perché anch'io. Abbiamo sempre rispettato le regole, sia chiaro, ritengo fondamentali le regole se servono per preservare la salute di tutti. Infatti non sono le regole il problema, eccetera eccetera. Ovviamente si va giù scendendo senza doverla leggere per intero. Non ho paura di perdere quello che ho costruito, prosegue Luca. Insomma, loro, riferendosi ai collaboratori, sono la mia famiglia, tenaci lavoratori che hanno sempre rispettato le regole. Loro vogliono solo lavorare, puntini puntini. Terminiamo qui perché chiaramente poi potrete andare a leggere un post pubblico. Luca parla a nome di tantissimi vostri associati, tantissimi esercenti in generale, che si ritrovano un po' su un'altalena, no? Zona arancio, zona gialla e poi la restrizione, il colore rafforzato. Non si capisce più nulla e in questa confusione è difficilissimo gestire, ad esempio, anche i collaboratori. Dicevo prima, il futuro è un'incognita un po' per tutti, quindi sappiamo solo che saremo chiusi per ora, ma non sappiamo quando riapriremo, e quindi quello che chiediamo al governo di fatto è questo: è piuttosto dire un anno fa noi eravamo esattamente chiusi, se ci pensiamo, quindi e anche chiusi in zona rossa, un rosso totale per l'Italia. Ecco, preferiamo dare un messaggio chiaro: dobbiamo chiudere 15 giorni, 20 giorni tutto e tutti e tornare a un lockdown importante, perché ciò che facciamo adesso riusciremo poi ad aprire perché nel frattempo andrà avanti la campagna vaccinale. Bene, riusciamo ad accelerare la campagna vaccinale, che è la base di tutto. Benissimo, cosa possiamo fare però ripeto, servono risposte concrete e sicure, perché l'incertezza ormai è sovrana ed è difficile anche per noi, per il nostro ruolo che abbiamo di rappresentanza nei confronti delle aziende, di rispondere in modo corretto. Non sappiamo più cosa rispondere a loro. Certo, torniamo Prego. È difficile? No, è difficile anche per noi fare il nostro ruolo, che è il ruolo di rappresentanza e mediazione tra quello che è il governo e quelle che sono le imprese. Torniamo un attimo al dossier, perché insomma sono numeri interessanti. Purtroppo non vorremmo mai leggere questi numeri, però chiaramente va premiato anche il lavoro di Confesercenti Nazionale, che
ha fatto un'analisi molto approfondita. La crisi innescata dalla pandemia ha avuto un impatto fortissimo sul tessuto produttivo. In 12 mesi, pensate, la crisi ha licenziato 269.000 lavoratori autonomi tra imprenditori, collaboratori, professionisti e partite IVA. Non tutti i settori sono stati colpiti allo stesso modo. Chiaramente commercio, somministrazione e turismo hanno registrato nel solo 2020 una diminuzione di 192.000 indipendenti. Per le attività culturali e ricreative la flessione invece di 13.000. Insomma, dati che commentavamo prima con Alessandro Torluccio. E poi c'è anche un altro dato che magari vorremmo commentare con il direttore. In Veneto i giorni totali di chiusura sono stati 83, la media è leggermente inferiore, direttore, rispetto a quella nazionale, almeno questo. Però Sì, non è detto dire... che sia un dato comunque positivo, perché a volte le attività sono rimaste aperte, però grazie a questo senza... Ecco, ci dia lei la lettura. Allora, la media nazionale è 119 giorni, noi invece in Veneto, devo dire, siamo rimasti a 83, quindi siamo al di sotto di questa media, siamo una delle regioni con la media più bassa, però dall'altra parte deve essere letta bene questo dato, nel senso che essere aperto, ma dall'altra parte avere tutta una serie di comparti chiusi, di fatto è come rimanere chiusi. Molte attività hanno aperto, ma non hanno comunque svolto la propria attività. I dipendenti sono rimasti comunque a casa in cassa integrazione perché bisogna ridurre al minimo le spese, quindi di fatto il rimanere aperti di più non vuol dire aver incassato di più, assolutamente non vuol dire aver ripreso l'attività, insomma, ecco, quindi questa è la lettura corretta del dato. E poi un'altra, diciamo, un altro termine, un nuovo sostantivo utilizzato all'interno del dossier è pandeburocrazia, oltre 1.000 provvedimenti. O a gravare, diciamo, su tutto questo contesto, su questa situazione c'è stata proprio la burocrazia, è stata asfissiante in alcuni casi. Tenete conto, sono stati fatti 532 atti nazionali e oltre 500 invece di carattere periferico locale. Voi immaginate soltanto che a Verona abbiamo 98 comuni nella nostra provincia e ogni comune poi ha adottato quello che era il DPCM, rivisto poi in attività poi rivista dalla regione con la propria, diciamo così, ordinanza regionale, esatto, arriva poi invece l'ordinanza di carattere poi anche comunale, quindi capite che magari nel comune di San Giovanni del Batotto si poteva svolgere il mercato, nel comune invece di Legnago no, perché l'incidenza pandemica era più alta e pertanto c'erano anche differenze poi proprio locali, e quindi devo dire che in un anno oltre 1.000 atti sono poi stati letti, tradotti e messi in atto dalle attività, quindi capite anche questo concetto di pandeburocrazia, lo abbiamo anche così inventato, ma siamo stati veramente travolti da questi provvedimenti, perché sono documenti che comunque poi sono complessi anche da poi trasferire agli operatori, anche perché molte volte sono stati scritti nella notte e con anche dei buchi normativi o con dei, come si suol dire, delle non corrette attenzioni in tutti i comparti che poi facevano riferimento. Assolutamente, poi però guardando sempre ai numeri, guardando un po' al futuro, bisogna stare attenti, perché sempre all'interno del dossier troviamo un capitolo in cui si dice imprese prognosi riservata. Ecco, qualche numero che riguarda anche questa parte, direttore. Allora, in realtà il futuro, come dicevo prima, è appeso a quello che è la parte dei vaccini, quindi noi andiamo a sperare che questo avvenga il prima possibile. In questo momento abbiamo 450.000 attività che rischiano di chiudere e con esse 2 milioni di lavoratori, quindi 2 milioni di persone, di famiglie che saranno poi un problema sociale, quindi questo è il vero problema. Quindi ecco perché chiediamo di avere delle risposte e ripeto, la prima risposta è quella di sapere quando e quanto potremo fare per i vaccini a tutte le categorie.
Assolutamente, dovremmo arrivare il prima possibile a una definizione del vaccino, e anche qui chiaramente il ministro Speranza prima ci ha dato un messaggio importante, speriamo che sia attendibile. Vediamo di nuovo dal dossier alcuni numeri che, allora, 450.000 imprese, diceva il direttore Torluccio, a rischio chiusura, in particolare tra i pubblici esercizi. Vediamo chiaramente soltanto in Veneto sono quasi 3.900, quasi 4.000, Esatto, diciamo, quasi 4.000 sì. a rischio. E mentre per quanto riguarda il settore della moda, commercio e moda, come dicevamo, si legge qui nelle righe finali, circa 1 migliaio di attività, Un quindi migliaio. numeri davvero preoccupanti. Ecco, in questi mesi, direttore, come avete fatto delle iniziative, dicevamo, anche importanti per cercare di stare vicino ai vostri associati, per dare supporto. Ci vuole ricordare qualche passaggio? Ci eravamo sentiti lo scorso novembre, Confesercenti aveva messo in campo anche degli aiuti economici per i Sì, propri associati. Ci vuole ricordare un po' corretto. alcuni passi? Sì, in prima battuta avevamo messo a disposizione 10 milioni di euro per dare liquidità alle imprese, liquidità che serviva principalmente per pagare ciò che era l'ordinarietà, non essendoci norme che bloccassero affitti o bloccassero le casse integrazioni, le aziende, pur non incassando, avevano il problema di avere la liquidità sufficiente ad andare avanti. Poi abbiamo supportato le imprese anche di notte per fare le famose domande di richiesta ristori, facendo arrivare questi ristori, ma ripeto, la media del ristoro per aziende è di circa 3.000 euro. Di qualche giorno fa si è chiuso il bando Covid per le piccole imprese fatto dalla Regione del Veneto, che porterà altri 600-700 euro nelle casse di ogni imprenditore, tra cui quelli del comparto della cultura, del comparto dei pubblici esercizi, dell'ambulantato, quindi quelle realtà che sono effettivamente ferme. Si stava ancora lavorando a Codice Ateco e abbiamo avuto conferma in un incontro governativo fatto settimana scorsa che il nuovo piano di ristori non parlerà più di Codice Ateco, ma parlerà di settori. Quindi questa è una battaglia che mi sento di dire abbiamo vinto perché l'unione fa la forza, anche grazie all'aiuto delle altre associazioni. Il nuovo governo ha capito che è importante la concertazione. Chiaro che dobbiamo riscrivere un paese dopo un crollo, dopo una pandemia, dopo un crack importante. Diciamo prima, siamo tornati indietro al 97, quindi come dati, quindi dobbiamo ricostruire, come si fa dopo una guerra, si ricostruisce e speriamo di ricostruire bene. Anche perché se aveva un senso probabilmente chiudere per Codice Ateco nel momento della massima emergenza, ancora un anno fa, è chiaro che c'è stato un tempo, adesso un anno, per ragionare e per arrivare a questa soluzione che sicuramente può tener conto di esigenze diverse, quindi davvero una bella vittoria. Parlava di ricostruzione, è dura pensare anche di rivedere i flussi turistici ai quali eravamo abituati nel breve periodo, anche se il vaccino farà diciamo il suo corso. Da dove si potrebbe ricominciare, Torluccio? Dalla comunicazione magari? Beh, allora sicuramente la comunicazione è importante per un territorio, una comunicazione che deve essere unica, dobbiamo creare il famoso sistema Verona, è impossibile pensare di disperdere risorse per microcomunicazioni, dobbiamo essere uniti anche qui, quindi il lavoro da fare sarà importante a partire proprio dall'area della comunicazione, ma anche all'area dei territori che dovranno creare proprio sintonie e sinergie tra di loro. Perché non dobbiamo nascondere che comunque nel nostro territorio c'erano delle divisioni dirette o indirette che si voglia chiamare, che però creavano comunque dei problemi, ma finché non c'era il problema economico, queste cose non uscivano. Oggi si fanno più sentire, più vedere, quindi forse è anche più semplice mettere sul piatto o sul disegno, in questo foglio bianco che andiamo a ricostruire, a ridisegnare anche queste cose per fare più forza e più leva per migliorare tutti, perché dobbiamo migliorare su questo. La pandemia ci ha insegnato che solo insieme possiamo superare queste cose. Il dato che abbiamo è quello che è anche condiviso con l'Istat: nel 2000 e fine 23, inizio 2024 dovremo incominciare a rivedere quelli che potrebbero essere i fatturati medi del 2019.
Quindi c'è da stringere ancora un po' i denti perché mancano ancora due o Sì, tre anni, però perlomeno c'è un orizzonte. Nel sì. frattempo, chiaramente, bisogna guardare al prossimo futuro. Dicevamo, da domani il Veneto torna arancione, lei ha avuto modo di confrontarsi anche, chiaramente, immagino che avrà il telefono che scotta in questi giorni, in queste settimane, anche da parte dei suoi associati, dei vostri associati. Sì, infatti le telefonate arrivano, arrivano tante richieste di lettura di questa ulteriore chiusura, quindi possiamo fare o meno la mensa, dobbiamo richiedere le autorizzazioni al prefetto, possiamo ancora fare l'asporto e le consegne senza avere il codice Ateco registrato alla Camera di Commercio, quindi comunque sono le medesime richieste che arrivano dagli operatori, perché anche in questo DPCM che prevede come sempre poi degli allegati, e arriviamo anche qui a centinaia di pagine, poi bisogna andare a estrapolare quelle che sono state dette o non dette, poi arrivano poi le circolari ministeriali che vanno a correggere eventuali inesattezze o mancate trascrizioni di operatività. Quindi sì, noi ci siamo, ci saremo sempre, come abbiamo fatto in questo periodo, non solo per gli associati ma per tutte quelle imprese che hanno bisogno, perché il nostro ruolo è anche sociale come associazione, ed è quello di essere vicino ad ogni impresa che ha bisogno di avere una risposta certa e garantita per poter andare avanti. Grazie direttore, insomma le sue parole sono sempre incoraggianti e guardano chiaramente a un futuro difficile, come dicevamo, però che poggia sulla voglia perlomeno di contrastare una crisi sia sanitaria che economica in questo caso. E il governo Draghi insomma sembra insomma, più attento rispetto su alcune cose rispetto al precedente governo che chiaramente si era trovato nel pieno dell'emergenza. Ora speriamo di uscirne presto. Nel frattempo sono usciti i dati, diciamo, di oggi relativi al Covid. Chiaramente sapete che nel fine settimana ci sono meno tamponi effettuati, quindi oggi ci sono in Italia 20.765 nuovi positivi, 207 purtroppo le vittime e più 34 terapie intensive, più 443 i ricoveri. Insomma, sono numeri sempre da monitorare, noi lo facciamo chiaramente ogni giorno, non tanto per ricordare che l'emergenza c'è, ma per mantenere le giuste attenzioni. Non bisogna mai abbassare la guardia, no, direttore? Quindi mascherina, igienizzazione, soprattutto nei locali dove si va. Guardi, ormai gli imprenditori l'hanno capito, chiediamo però l'aiuto a quelli che sono i fruitori, perché è difficile anche per un imprenditore dire a un proprio cliente fare quello che ormai è diventato comune. È comune ed d'obbligo mettersi la mascherina qualora sono in un locale e devo solo parlare perché sto attendendo la pietanza o il drink, devo usare comunque la mascherina. Questo non solo per me ma per rispetto anche degli altri. Terminato questo, sappiamo che dobbiamo igienizzarci le mani e mantenere la distanza. Il sindaco Sborina ha inserito anche questo ulteriore diciamo così, ordinanza che riguarda il divieto di fumo. È una ordinanza anche condivisibile laddove, ripeto, ci siano controlli corretti e controlli fatti in virtù di, ripeto, il rispetto di tutti. Dobbiamo capire che la scelta che ognuno fa oggi comunque obbliga gli altri a una risposta, e quindi dobbiamo essere tutti consapevoli che solo insieme ne veniamo fuori. In conclusione, poi la lasciamo andare, la ringraziamo per essere stato con noi questa sera, direttore. Molti si chiedono anche un po', senza conoscere magari quello che sta dietro, come mai i ristoranti per esempio possono aprire con una certa capienza a mezzogiorno mentre la sera rimangono chiusi. Chiaro che può sembrare una domanda anche un po' banale, però effettivamente una risposta chiara non è mai stata data da parte del governo. Il rischio assembramenti la sera forse è più frequente rispetto a mezzogiorno dove la gente lavora, però è questo è il motivo, il vero motivo secondo lei? Allora, il motivo è questo: il pranzo normalmente è un pranzo molto veloce e quindi anche chi ha la disponibilità di andare a pranzo, normalmente per il business una mezz'ora, un'ora e deve essere di nuovo sull'attività.
La sera invece è più un momento di condivisione, quindi rimango l'ora e mezza, le 2 ore nel locale e quindi rimango a fare anche quella parte di socializzazione che oggi manca molto a tutti, che parte dall'ora dell'aperitivo fino poi alla cena. Questo ha spaventato sempre il governo e il comitato comunque tecnico, esatto. Esatto, tecnoscientifico, perché è il momento in cui si crea proprio l'assembramento, quindi laddove io rimango tanto tempo in un luogo con tante persone che non fanno parte comunque della mia famiglia, quindi del mio gruppo familiare, può provocare poi quello che abbiamo visto e che succede tutti i giorni, ed i numeri che ha indicato prima sono la conferma che non è al ristorante che prendo questo, è ovunque vi sia un atteggiamento, un comportamento di tenete conto che prendiamo il Covid anche se tocco le mani, prendo una maniglia Certo. e poi non mi disinfetto, metto le mani in bocca piuttosto che negli occhi, e quindi se lì sopra su quella maniglia è infetta, automaticamente è molto bassa questa percentuale, ma c'è anche questo, non dobbiamo dimenticarlo. Il problema sta proprio nel momento delle relazioni, e quindi è difficile, soprattutto per un popolo come il nostro che vive di relazioni, dire non ci deve essere relazione. È quella che ci sta facendo pesare un po' di più anche da un punto di vista psicologico, quindi dire a un ragazzo giovane di 18 anni non puoi vederti con gli amici perché rischiamo di prendere il Covid. Io dicevo, a marzo dell'anno scorso ai nostri nonni è stato chiesto di andare in guerra e combattere una guerra. La nostra guerra è quella di rimanere a casa seduti su un divano. È un altro tipo di guerra, molto più psicologica, con difficoltà diverse, però di fatto è comunque una guerra, e che comunque anche poi, una volta, speriamo quanto prima, di dimenticarci di tutto questo, farà fatica a riprendere. Io prima di vedere di nuovo ristoranti pieni o concerti come eravamo abituati a vedere con i pienoni, non sarà più così. Cambieranno proprio l'immagine anche di quei film che siamo abituati a vedere con tanta gente. Sta cambiando proprio la modalità, il metodo. E poi c'è da ricordare anche che le associazioni di categorie hanno un ruolo fondamentale anche nel primo incontro tra l'imprenditore, diciamo, che viene anche insediato purtroppo insidiato da infiltrazioni mafiose, perché anche sul nostro territorio, lo aveva denunciato proprio Confesercenti, vero direttore? Insomma, c'è il tentativo di qualche usuraio, di qualcuno di purtroppo... Questo è un gravissimo problema. Nel Veneto, nella prima fase di pandemia, hanno aperto 2500 partite IVA anziché chiudere. Certo che sono attenzionate dalla Guardia di Finanza, perché Verona è un territorio molto interessante e quindi è attenzionato da quelle che sono anche le realtà mafiose, in quanto soprattutto in questi momenti si avvicinano a coloro che hanno dei problemi finanziari per entrare nelle società, acquisire queste società, naturalmente con prestanomi e tutto quello che ne consegue, ma come abbiamo visto è già il secondo prefetto che arriva a Verona, che è un prefetto operativo, quindi prefetti che arrivano dalla DIA piuttosto che da altre realtà, e infatti vediamo che sui nostri giornali leggiamo ogni tanto che sono state fatte delle interdizioni. La zona del lago è una zona sicuramente molto appetibile, la città non lo è meno, ma neanche la nostra provincia di produttiva, perché normalmente risiedono anche sotto realtà costruttive, quindi laddove esistono la parte edile, ma anche poi di gestione, gli hotel soprattutto. E anche dei trasporti, purtroppo. Sì, e anche dei trasporti. Bene, allora ringraziamo il direttore generale di Confesercenti, Alessandro Torluccio, per questa bella chiacchierata, anche perché lo ricordiamo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, ricordiamo che da domani, quindi da lunedì 8 marzo, che tra l'altro sarà la festa della donna, entrerà in vigore la nuova fascia, la nuova colorazione arancio per il Veneto, quindi da giallo si passa ad arancio, con tutte le relative restrizioni, tra cui, prima fra tutte, l'impossibilità di uscire dal proprio comune di residenza, se non per comprovate ragioni. Festa della donna, Torluccio, in conclusione avremmo voluto festeggiarla chiaramente in modo diverso, tanti locali, insomma, sapevamo che erano pronti, insomma, per dare anche, però chiaro che è una festa virtuale.
Sì, è virtuale, l'aspetto sanitario prima di tutto, avremo modo di festeggiarlo in famiglia tutti quanti, abbiamo Sì. iniziato e quindi un augurio a tutte le donne in anticipo e avremo modo di festeggiarlo in famiglia, ricordando che è importante acquistare nel piccolo negozio, nel negozio di prossimità, e quindi io dico a tutti, anche se dovete fare un acquisto online, fatelo, ma fatelo su acquisti su siti che hanno sede in Italia e di aziende italiane, perché questo rilascia nel tessuto del territorio economico e anche sociale tanto. L'acquisto online in territori invece che vanno al di fuori del fiscalità italiana porta via al nostro territorio, e una volta che una serranda si chiude, prima che apra sarà molto difficile. E anche questo è un messaggio importante che ha lanciato il direttore. Grazie Alessandro Torluccio, grazie per essere stato con noi e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti. Bene, e chiudiamo qui questa sera lo speciale Verona Live di domenica. Abbiamo avuto ospite Alessandro Torluccio, direttore generale di Confesercenti Verona. Ripeto, da domani cambia la colorazione, molte attività commerciali subiranno delle restrizioni importanti, quindi per la salute questo ed altro, però dobbiamo attenzionare e monitorare anche i numeri, come ha fatto Confesercenti Nazionale con il dossier che potete trovare anche sul nostro sito veronadaily.it, perché insomma l'economia deve comunque pur sopravvivere nonostante le restrizioni per il Covid. Quindi grazie per averci seguito. Verona Live torna domani, lunedì 8 marzo, e celebreremo insieme, anche se a distanza, in modo virtuale, la festa della donna. Arrivederci, buona serata.